Scatman's World. Bella ragazzi, ciao a tutti del commentario veneziano, Fio in quinta posto in griglia, Fio in casa, dominiamo, grandissime qualifiche, dopo il vittoria del Mugello possiamo fare una bella prova anche qua, nel circuito del Siege. Vai Fioi, non ho sviluppato niente, mi tengo i soldi per una gran moto il prossimo anno, questo è quello che voglio, sempre in Moto 3, lo sapete, 2 anni in Moto 3 e 2 anni in Moto 2, se più non vinco il primo anno, ma non è mai facile. Vai, il Cume ci prova con una traiettoria un po' sua. Finora comunque un mondiale discreto. Un buon mondiale, insomma. Se così si può dire. Attenzione, frena Fenati. Va avanti, ma il Cume tiene. Traiettorie poco ortodosse, ma va bene. Oh, Caviale Beluga davanti a noi. Cavialone. Il nostro Bulegotto. Non c'è niente in questa moto purtroppo. È una delle moto più beffarde del pianeta. Porca puttana. Siamo al sesto posto, sixth place, in un inglese che ormai è sempre più comendiano. Questa è una curva dove di solito recuperiamo e invece non riesco a fare un cazzo, mamma mia. Ho una moto troppo inferiore, non c'è niente da fare. Controlla Laura Antonelli. Dai, comandissimo, dai. Ma erroraccio qua, erroraccio. Perdiamo addirittura 3 posizioni e mezzo. Siamo settimi, dai ragazzuoli, il primo giro andato, ne restano 2. Ma questa moto è veramente inguardabile, inaccettabile, indefinibile. La moto della Chicco, signori. È proprio la moto della Chicco. Prima parte la facciamo sempre bene, infatti siamo avvicinati molto a Mignolo. Questo è un brutto rischio, che potevo evitarlo, ma va bene. Occhio. Dai, comandissimo, dai, comandissimo. Merda. Dai, cerchiamo di stare. Sarebbe bello arrivare quinti, cazzo. Però è dura. Però cazzo, il Mugello ha fatto una vittoria incredibile, oh. Spinto dai miei tifosi. Non stiamo andando malissimo per il momento. Questa è una curva che sbaglio sempre, Dio madonna. Sempre settimi purtroppo. Sempre settimi qui a Misano, che non è malissimo con sta moto, però mi piacerebbe qualcosa in più. È veramente dura, le vado un po' fuori. Becco un po' il cordolo, mamma mia. Dai Fioi. Dai Fioi. Ultimo giro, final lap comendiano. Tentiamo il It's a Miracle in un inglese che ormai è sempre più di padrelingua. Perché la prima parte la facciamo sempre bene, infatti recuperiamo molto nel primo settore. Però è dura ragazzi, le gomme non sono neanche messe male, il problema è che il pilota è proprio scarso come abilità. Mamma mia. Però ce lo pappiamo Mignolo, se c'è la nostra Antonelli. Dio, cantante! Brutto errore. Mi costa tutto. Mi costa addirittura la zona punti, incredibile. Incredibile, puttana di quella vacca di merda.
Niente, non è destino proprio, non è destino. Ho i nervi a fior di pelle, veramente. Una mia leggerezza. Ho sfruttato un po' troppo il cordolo. E sono fuori da tutto. Benissimo, pochi soldi, poca abilità, molto bene. La delusione è tantissima, ragazzi, eh. Però sapete, io non riavvio, non esiste. Dai, comodissimo. Total disaster. Qua sbaglio anche, ho per la disperazione. 19° posto, fuori da tutto. Per una caduta veramente inutile. Va a cagare, va. Vai, vaffanculo. Rabbia purissima proprio. Giro record di Mir. Sprofondiamo in 10ª posizione e vaffanculo, vaffanculo. Merdacce umane. Capirossi sbloccato. Vai. Male, molto caduto anche. Sì. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Sono le attività, devo assolutamente accumulare soldi, però. Prossimo weekend. Mi riposo. Ah, c'è Aragon, gara che odio, poi ci vediamo poi a qualifica. Raga, siamo terzi in griglia, poi in qualifica andiamo bene, non capisco, cioè veramente sono quei vaneggi incredible. Vai Fioi. Oh! E si parte, ragazzi, si parte. Gran premio di Aragon, vediamo se noi riusciamo a fare qualche punto rubato, nel senso che Aragon è una gara che odio, non faccio mai punti di solito. Oh, subito lungo, niente, non siamo precisi, cioè già siamo pazzi. Se poi abbiamo con una giornata così è ancora peggio, porca la mignotta. Dai, concentration please, concentration. Occhio. Mamma mia. Porca troia. Fanculo. Mamma mia, siamo quarti, dai, cerchiamo di fare punti. Però andiamo tranquilli perché non possiamo permetterci di rischiare. Piano, questa è la curva che odio di più qua ad Aragon. Affrontata bene, però Aragon, lo sapete, è una gara che il Cume detesta. Questo deserto spagnolo. Dai Fiori, dai. Dai, miraggio, tenta il sorpasso. No, mamma mia, stavo rischiando come a Misano. Sì, qua facendo il cordolo. Sti cordoli oggi, quella zoccola. Oh. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Oh, è arrivato anche Mignolo. Mamma mia che rischio. Potevamo cadere tutti e due. Dai ragazzuoli. Dio Cristo.
Mamma mia. Oh. Niente da fare. Sono un piccolino che cabaret, ragazzi, scusate se parlo poco, ma sono iper concentrato. Dai vecchio cuore, dai vecchio cuore. Dai, 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 dai. No! Niente da fare, niente da fare. Oggi non ci siamo, raga. Oggi non ci siamo. Inizio l'ultimo giro e sono terrorizzato. Mi sta superando chiunque. Ma il prossimo anno devo prendere assolutamente una moto più performante. Cioè, non ci sono né santi né madonne. Sono stufo di vedermi a soffrire così. Il prossimo anno so cazzi vostra. Mamma mia fiori, mamma mia, ho le mani non sudate di più. Ocio. Vaffanculo, frena frenati. Almeno sesto, cazzo. Gara eterna, gara eterna. Non finisce mai ad Aragon. Il Cume chiude tutte le porte possibili, però non voglio neanche rischiare. Dopo l'erroraccio imperdonabile di Misano, era buono un quinto posto anche là. È stata una cosa buona e giusta. Dai fioi, dai fioi, dai. Ultimo curvone. E andiamo a casa per piacere con bei punti. Attenzione, frena. Il frena frenati. E arriviamo addirittura settimi, evviva, vaffancuore. Va a cagare, niente da fare, niente da fare. Sto catorcio non mi dà possibilità, proprio un catorcio infernale. È il classico catorcio infernale. Giro record non mio. Sempre decimi. Più di così, fioi. È veramente dura. Ah, ok, è arrivato obiettivo gara 25esimo, vale il nostro, sì, vabbè, il nostro compagno, però è una roba ridicola, cioè, è veramente una merda di proporzioni bibliche, cioè, basta, basta veramente, ci siamo rotti i maroni, adesso il prossimo weekend libero, ma attività, niente? Oh, meno male. Allora, no. 3.000 euro me li prendo, mi vedono sempre soldi adesso, devo accumulare money per il prossimo anno. Ok, prossimo Gran Premio, moteggi, ci becchiamo nel prossimo video. Ciao! Sotto le comandare veneziano, ciao, ciao! E ancora ciao. Mark Mandrioli, la pippa dei 2036.